credo che ci siano alcuni altri elementi che suscitano delle inquietudini, perché è vero che si centra molto il discorso sulla persona. Ma quale persona? Per esempio, in un passo delle indicazioni si dice che non conta tanto mettere gli studenti in condizioni di libertà, ma la libertà nello studente. Cosa significa questo rispetto anche a una presentazione di alunni con fragilità, con problematiche, eccetera? Mentre nelle indicazioni 2012 si respira un'aria di ottimismo, di fiducia verso gli alunni, verso la scuola, verso l'educazione, qui è un'area un po' pesante, direi, tanto è vero che si arriva a parlare di ibris, si arriva a parlare dei maschi, si arriva a parlare di triste patologia, delle forme di violenze verso le donne, eccetera. Quindi c'è una visione, diciamo, pessimistica generale che è un po' inquietante. Allora, da questo punto di vista, siccome le persone cominciano fin dalla nascita e anche prima, diamo la parola ad Antonella Luzzo, del CIDI e del Forum Veneto, già insegnante di scuola dell'infanzia, che ci parla su quali bambini e quali bambine sono previste da queste indicazioni. Veramente viene da chiedersi subito, appena lette questa bozza, diciamo non di nuovi ma e non di indicazioni ma di programmi. Viene da chiedersi ma dove sono? Dove sono veramente quei bambini e quelle bambine, ma non solo quei bambini, anche quei ragazzi e quelle ragazze? Dove sono? Dove sono Mohamed, Ibrahim, Irina, Natascia, Giovannino, Pietro, quei bambini e quelle bambine che tutti i giorni incontriamo nelle nostre scuole? Ci sono veramente? Dove sono quei bambini che arrivano a scuola portatori già di competenze e di saperi che si sono costruiti? Arrivano già da molto piccoli, anche al nido arrivano con delle cose che già hanno costruito a casa. Dove sono quei bambini con le loro storie che affondano le radici in territori diversi, a volte provengono da paesi altri, che a volte provengono da territori e da contesti che non sono particolarmente felici, anzi, ci sono tanti contesti che per i bambini e le bambine sono complicati. Se andiamo a leggerci dati sulla povertà minorile o sulla povertà educativa, vediamo che la situazione non è certo però felice. Quei bambini e quelle bambine lì hanno avuto l'opportunità di vivere alcune ore delle loro giornate in un contesto qualitativamente connotato, quale può essere un contesto di servizi per i bambini 0-3, oppure appartengono a quei territori del paese in cui i servizi educativi 0-3 sono ancora scarsissimi. E ricordiamoci, ed è in linea con tutta la politica di questo governo, che è stato abbassato il target che era stato portato, il target dell'Europa prevede il 45%, cioè dovevano esserci posti di servizi educativi per il 45% dei bambini nati di età tra 0 e 3 anni. Per quelle regioni che non ce la fanno a raggiungerlo è stato da alcuni mesi, ed è stata una cifra veramente vergognosa, che si sta portando poco, ridotto al 15%, che vuol dire che regioni come la Calabria, penso a tante regioni del sud, dove tra l'altro ci sono contesti socioculturalmente svantaggiati, dove i bambini avrebbero particolarmente bisogno di essere immersi in un asilo unico. Ecco, ci sono questi bambini, perché è vero, ci sono tante parole, come dicevo, tantissime parole, c'è tutto. E anche per la scuola dell'infanzia si dice è il primo settore dell'istruzione, del sistema di istruzione, si nominano le linee pedagogiche, si nomina il sistema integrato, si nomina legge, ma si nominano e basta. Le linee pedagogiche, che sono un documento bellissimo, credo che lo conosciate, e tra l'altro mi viene da ricordare anche a me Giancarlo Cellini, perché è stata forse la sua ultima fatica, perché quando l'ha presentato da emozionarsi a sentire, no? Ed è un documento che è ricco di quei dispositivi pedagogici generativi che sarebbero importanti in qualsiasi segmento scolastico, non soltanto per lo 0-3 e per il FSM. Ecco, lì c'è proprio una discontinuità, le linee pedagogiche ci sono ancora, c'è una discontinuità totale con quello che dicono, adesso poi vedremo.
Ecco, nominare queste cose, dire tante belle parole, i riferimenti alla Costituzione, in questo testo così contraddittorio, secondo me, sono pericolosi. Perché dire delle parole e poi non essere coerenti vuol dire svuotarle di significato. E questo nasconde un disegno molto pericoloso di stravolgimento di quella che è la nostra scuola democratica. Dietro c'è forse il disegno di formare più che cittadini attivi, partecipi, consapevoli, ma sudditi. Forse c'è. Vedi, devo pensare che sia così. Ecco, adesso analizzo alcune delle parole che contiene la parte relativa all'infanzia. La prima di queste parole è puerocentrismo. Mi piace di più dire protagonismo attivo di bambini. Ma veramente si parla di puerocentrismo? È coerente il testo con questa idea? Allora, intanto ci sono delle sfumature che si vedono già nel lessico utilizzato. Per esempio, viene ripetuta diverse volte la parola guidare. Bambini e bambine nella scuola dell'infanzia sono guidati a conoscere e manifestare le loro potenzialità, un ruolo di guida educativa nei confronti delle bambine e dei bambini, attività intenzionalmente finalizzate a guidare bambine e bambini. Ora, sicuramente guidare può avere anche un'accezione positiva, ma può anche indicare in qualche modo una tendenza direttiva, poco ascolto di quello che sono i bambini e le bambine, ed è una prospettiva molto diversa da quella ben espressa dalle linee pedagogiche, che dicono in modo molto chiaro: il motore dell'apprendimento sta nel bambino stesso, ma promuoverlo e sostenerlo è il grande compito che spetta all'adulto. Quindi al centro della progettualità dovrebbe esserci l'iniziativa dei bambini e delle bambine, non la vedo in questo testo, il loro incontro con i sistemi simbolico-culturali, con i linguaggi della cultura e dell'arte, e l'adulto dovrebbe con una regia attenta e competente promuoverla, favorendo l'arricchimento e l'evoluzione delle loro esperienze. Questo è molto diverso da guidare. Inoltre, questa idea di puerocentrismo è contraddetto da qualcosa che ci ha ben detto Italo Fiorini, non si abbandona il paradigma della complessità per tornare alla semplificazione, alla linearità e alla trasmissibilità. Come si può parlare di bambini e bambine al centro se l'idea è che l'insegnante sia l'unico promotore del desiderio di apprendere del bambino? Se non è contemplata quella prospettiva che nei complessi e delicati processi di insegnamento e apprendimento in cui siamo immersi quotidianamente nelle nostre sezioni, per chi lavora all'infanzia o classi, ci debba essere e ci sia per forza di cose un continuo intreccio tra quello che ci arriva dai bambini, dalle bambine, dai ragazzi, dalle ragazze, tra quelle tracce, possiamo chiamare così, e quelle che sono le nostre ipotesi progettuali insegnanti. Ecco, questo non c'è nel testo. E anche nel paragrafo riguardante il gioco c'è una sfumatura che forse è quasi impercettibile, ma si afferma che la promozione del gioco nelle sue diverse forme, gioco simbolico, di finzione, di immaginazione, di rappresentazione, di identificazione, gioco strutturato, non strutturato, di gruppo, eccetera, attiva nelle bambine e nei bambini della scuola dell'infanzia processi di manipolazione della realtà su un duplice piano materiale e simbolico, di autocomprensione emotiva, di elaborazione di una propria teoria della mente, eccetera. Sembra che sia la promozione del gioco da parte dell'adulto che promuove questi processi. Potevano riferirsi alle linee pedagogiche, ma appunto c'è proprio una grande discontinuità. Le linee pedagogiche cosa dicono? Parlano del gioco come una condotta spontanea, scelta e sviluppata liberamente. Non si può imporre a qualcuno di giocare. Finalizzata solo a se stessa, si gioca per giocare, è caratterizzata da un vissuto di piacere impegnato. Indubbiamente il gioco attiva molteplici processi, lo sappiamo, il modo di conoscere il mondo, dei bambini, costruirsi, da cui consegue la sua centralità e l'importanza di predisporre degli spazi e dei tempi, no? Che favoriscano il gioco, questo sicuramente da parte dell'adulto, e anche del rilancio di quanto emerge osservando e cogliendo le opportunità di ampliamento di esperienze e conoscenze. Tutto questo nella bozza non c'è. Un'altra parola è curriculum, si è già parlato di curriculum. Si accenna in alcune parti del testo al curriculum verticale, ma la prospettiva è molto lontana, come già si è detto,
l'idea di curriculum come quello che dovrebbe essere il cuore del piano di offerta formativa, cioè il fulcro della ricerca didattica, educativa, che sappiamo che magari c'è poco, ma sarebbe stato proprio da rilanciare, implementare, cercare di diffondere. Questo non c'è. E ancor più c'è lontana l'idea di un curriculum evolutivo. Manca qualsiasi riferimento, a parte le citazioni, ad esempio al rapporto con i servizi educativi 03, alla continuità di quel percorso che inizia a 0 anni. Manca qualsiasi riferimento a un altro documento molto bello che è quello degli orientamenti dei servizi educativi 03. Allora, manca l'idea di una continuità reale tra la scuola dell'infanzia e i segmenti scolastici successivi. Resta un bel dire, cioè no, non dicono continuità, ma resta un bel dire. E non so se avete visto, anche nella forma proprio di come è impostata la bozza, trovate che c'è uno spazio bianco. Dopo la scuola dell'infanzia c'è le discipline, è uno spazio bianco. Quindi subito mi è risultata molto evidente questo stacco, no? Altro che continuare curriculum eduktivo. Ecco. Non viene quindi assunta, come sarebbe stato necessario, è molto importante, visto che sappiamo che i giochi si fanno con i bambini sono molto piccoli, l'idea di quel curriculum eduktivo da 0 a 14 anni come quel viaggio attraverso i diversi segmenti scolastici, incontrando fin da molto piccoli quei linguaggi della cultura e dell'arte. Per esempio Sergio Levi definiva come quegli alfabeti, quelle chiavi di letture per interpretare il mondo intorno a noi e per costruirsi come cittadini consapevoli, attivi e partecipi. Nella parte della premessa dedicata al curriculum, inoltre, c'è una cosa che non ho proprio capito e credo che chi lavora nell'infanzia, nei servizi educativi, sia posto diverse domande a proposito. Si dice questa distinzione, no? Tra curriculum formale, costituito dai programmi nazionali, prescrittivi, un po' dall'alto, poi il curriculum d'istituto e il curriculum implicito, riferendosi in modo improprio a questa parola. Curriculum implicito viene inteso come curriculum familiare e non come quel curriculum che, sappiamo bene, è costituito da alcuni mediatori importanti del progetto educativo, che sono l'articolazione la predisposizione degli spazi, dei tempi, l'articolazione della vita di relazione, questo è il curriculum implicito. Lì si parla sì di curriculum del quotidiano, però si dice il curriculum del quotidiano è quello che concretizza nella scuola dell'infanzia il curriculum verticale, come se tutto si risolvesse lì. Cioè, è veramente un travisamento, un grosso travisamento. Ed è sparita, lo accennava già Italo Fiori prima, perché è sparita una parola bella e importante. Non c'è più un paragrafo sull'ambiente d'apprendimento. Nell'educazione 2012 c'era un paragrafo per la scuola dell'infanzia e quello per la scuola primaria e secondaria di primo grado che riportava proprio quei principi metodologici irrinunciabili e importantissimi. Non c'era. Allora, sappiamo che l'incontro dei bambini e delle bambine con i sistemi simbolici culturali avviene nei campi di esperienza, no? Che implicano inizialmente molto olistico, sappiamo che l'incontro dei saperi dei bambini 03, 6, in modo molto intrecciato, no? Ecco, e sappiamo che i campi di esperienza, che anche lì mi viene a ricordare una cosa che diceva sempre, che diceva spesso Giancarlo, i campi di esperienza dovrebbero essere quel paradigma a cui tutte le scuole dovrebbero guardare, perché il sapere dovrebbe iniziare proprio da lì, dal mettere le mani in pasta, da sperimentare le cose e poi arrivare alla stazione. Ecco. Quindi i campi di esperienza come quei contesti, no? In cui i bambini sperimentano, provano, giocano, scoprono, si esprimono, e anche però come contesto in qualche modo evocativo e rappresentativo, c'è anche questa dimensione di esperienza. Come sono prospettati? Allora, intanto c'è un'abbondanza di termini quali, se andate a vedere, semplice, piccolo, quasi a sminuire i bambini e le bambine, assolutamente a sminuire, questa è la loro proprio. Inoltre, l'impianto dei campi d'esperienza risulta
decisamente farraginoso rispetto a tutti quelli delle precedenti, anche quelli dell'orientamento 91 erano bellissimi. E tra l'altro questa articolazione in finalità, competenze attese, mi scrive questa parola. Un conto è dire traguardi per lo sviluppo della competenza, come era nelle indicazioni 2012, che aprivano ai processi e ai percorsi evolutivi individuali nel gruppo, all'interno del gruppo, però qui si parla di competenze attese, poi di obiettivi specifici e poi di suggerimenti metodologici che spesso sono proprio malfatti, mal scritti, anche un po' flessibili per, credo, l'autonomia dell'insegnante. Quindi complicano soltanto le cose. Inoltre c'è un altro rischio. Visto che questa bozza è proprio attraversata dall'idea lineare della sequenzialità e trasmissibilità delle conoscenze, c'è una fraia dei saperi, quindi con una tendenza al disciplinarismo. Viene da chiedersi se nel paragrafo una visione concreta dell'infanzia, l'espressione germinazione delle successive conoscenze disciplinari apre in qualche modo al rischio del disciplinarismo. E questo è un rischio grosso. In più, come già è stato detto, anche nella parte della scuola dell'infanzia viene ripetuta ricorrentemente l'idea di persona, l'idea di libertà, si cita l'importanza delle relazioni, ma è un'idea molto sbiadita, si dice in modo poco incisivo, non dà conto dell'importanza fondamentale dell'essere immersi in un contesto di relazioni, ognuno portatore della sua diversa identità e storia, che diventano una risorsa o una ricchezza per tutto il gruppo. Questa idea non viene assolutamente prospettata l'importanza e la significatività che dovrebbe iniziare proprio dai bambini piccini per costruire conoscenza insieme attraverso le scoperte e il confronto con gli altri e la ristrutturazione dei propri schemi individuali. Manca inoltre la dimensione del gruppo docente. Non si parla di team, non si parla, sparisce quello che è uno degli elementi fondanti, importantissimi, che forse non è sempre praticato, non ci sono ancora ore di formazione all'infanzia, neanche alla secondaria lo sappiamo, però è comunque, sarebbe stato se vai a vedere in questo senso, voglio dire, è importantissimo perché è quel momento in cui ci si confronta, si mettono insieme diversi punti di vista osservativi, si progetta insieme, ci si valuta, si riprogettano le cose. Manca completamente, quasi finito. Ho usato troppo tempo, ok. Lo dicono bene rispetto proprio al team le linee pedagogiche, quando dicono una visione, e ricordiamoci che le linee pedagogiche ci sono ancora, questo testo non dovrebbe sostituirle, quindi dovrebbe essere in linea, no? Una visione, una progettazione condivise tra coloro che operano quotidianamente all'interno delle strutture che accolgono bambini sotto i 6 anni, garantiscono la loro connotazione educativa, che si esprime attraverso una trama di rapporti attivamente collaborativi che informa l'ambiente e caratterizza il clima. Questo è importantissimo. Altro aspetto, molto deficitario, per non dire peggio, riguarda la continuità con l'extra scuola, con le famiglie. Si parla di sussidiarietà orizzontale e verticale. Nella parte della premessa sembra che tutto si possa risolvere a conti di patti di corresponsabilità. Tutto questo delicato e importantissimo rapporto tra scuola e famiglia è liquidato così. Mentre sappiamo che è importante e che la scuola aspetta proprio anche il compito a volte in qualche modo di riuscire a favorire genitorialità consapevole, perché è uno dei compiti che dovremmo assumerci. Rispetto alle finalità di cui si tratta nel paragrafo iniziale della sezione la centralità della scuola dell'infanzia, oltre ad essere espresse in modo più confuso rispetto ai testi precedenti, ci sono delle differenze che sono significative. Per esempio, quando si parla della maturazione dell'autonomia, cosa si dice? È descritta solo nei termini di autodirezione, autoregolazione, iniziativa personale e cura di sé. Sono sicuramente degli aspetti importanti, ma molto riduttivi se non sono anche qui connessi ad un contesto di relazioni. Negli orientamenti del 91, a questo proposito si faceva riferimento alla capacità di orientarsi
e fare delle scelte in contesti relazionali e normativi diversi. Ad essere attivi e partecipi. Questo invece non c'è. Inoltre, la finalità riguardante il vivere le prime esperienze di cittadinanza, in cui era ben descritto il processo graduale attraverso la scoperta degli altri, dei loro bisogni, attraverso anche attraverso i conflitti. I conflitti, secondo me, sono un'occasione formidabile se si gestiscono bene, perché sono proprio il modo, mi è capitato stamattina in una scuola a fare psicomotricità e spesso e volentieri, però è importantissimo perché è l'occasione perché capisci che Carletto ha un bisogno diverso da tuo, si può anche mettere d'accordo. Quindi se dici ai bambini che stanno litigando, sentite, facciamo una cosa, sediamoci un attimo, ti do un attimo la parola perché è meglio. Tu come la vedi? Tu come la vedi? Adesso cosa dite? Riuscite a ritrovarvi a fare una pace? Oppure la giustizia riparatrice, anche quello è molto interessante, chiedere che è stato bene, senti cosa dovevo fare? Stamattina erano gli abbracci, un abbraccio, mi sembrava un abbraccio, però poi dopo iniziamo a giocare. Ecco, sono delle occasioni molto molto importanti. Questo sparito si parla sì di relazioni amicali, di buone relazioni positive, relazioni amicali, ma e di educazione civica non si parla più, scompare la parola cittadinanza. E anche questo secondo me è allucinante. Sto per concludere, sembra che tutta l'impostazione sia molto lontana, questa parte relativa all'infanzia, da quello che ben esprimono le linee pedagogiche, che dicono, a un certo punto, che è molto bello, l'infanzia è un periodo della vita con dignità propria, da vivere in modo rispettoso delle caratteristiche, delle opportunità, dei vincoli che connotano ciascuna fase dell'esistenza umana. Tale fase non è da intendersi in alcun modo, né concettualmente né operativamente, come preparatoria alle successive tappe. Ciascuna etapa vissuta con compiutezza, distensione e rispetto per i tempi personali.